Ciao, buongiorno a tutti. Vediamo se è una cosa che funziona. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stiamo facendo una prova per vedere se funziona questo video in diretta. Volevo raccontarvi un po' quello che sto facendo. Oggi sono in diretta da Trento, dalla sede di Trentino Network, che è la società della provincia autonoma di Trento che gestisce tutta la rete di infrastrutture in fibra ottica. Allora volevo provare a fare una diretta per vedere se è uno strumento che funziona. Vedo che siamo un po' pochini. Vabbè, io inizio a raccontarvi un po' quello che ho fatto. Volevo raccontarvi un po' quello che ho fatto nelle ultime settimane. Noi stiamo in questo momento, come in SIEL, scrivendo il nostro nuovo piano industriale 2018-2021. Quindi insomma è un momento abbastanza importante che ci vede su tutta una serie di tavoli. Quindi ieri ero a Roma, sono stato prima in Assinter dove abbiamo fatto un po' il punto della situazione rispetto a quelli che sono gli obiettivi che abbiamo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E poi siamo andati ad avere un incontro con il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale per cercare di capire che tipo di collaborazioni si potrebbero fare tra il sistema dell'in-house e l'Agenzia per l'Italia Digitale. Quindi un momento insomma abbastanza importante. E poi ieri sera sono arrivato finalmente qui a Trento, oggi ho avuto un incontro e sono ospite tra l'altro nell'ufficio del presidente di Trentino Network, Alessandro Zorer, che ringrazio, non sa neanche in realtà che sto facendo una diretta. Abbiamo avuto un incontro questa mattina con l'Informatica Trentina, con il nuovo presidente Sergio Mancuso e poi con lui abbiamo fatto un po' il punto della situazione su alcune collaborazioni che abbiamo in essere. Vedo che siamo una decina quasi. E niente, altre cose che sono successe ultimamente è stato molto interessante la scorsa settimana perché ho avuto la fortuna di avere una cena con Michael Dell, che vabbè, non so che vi dica chi è Michael Dell. È stato molto bello perché abbiamo avuto modo proprio di parlare, confrontandoci a tavola, su quelle che sono diciamo, iniziative che ha questa grande multinazionale. Tenete presente che ha circa 100.000 dipendenti, fattura 50 miliardi di euro. Abbiamo avuto uno scambio un po' su quelli che sono gli scenari che vede lui nei prossimi 5-10 anni di evoluzione dell'informatica e come secondo lui il digitale oggi può migliorare il rapporto pubblica amministrazione cittadino. Quindi è stato molto interessante. E quindi insomma, un momento sicuramente bello. Nelle prossime settimane, tra circa 2 settimane e mezza, sarò a Napoli, andrò in visita all'Academy di Apple, che hanno aperto un anno fa circa, un'Academy di sviluppatori, andrò a visitare questa Academy e poi verso metà ottobre circa sarò prima in Olanda e poi in Germania per fare visita ad alcune aziende che si occupano dello sviluppo dell'informatica di queste nazioni. Saluto Nicola, saluto Stefano che si sono aggiunti, saluto Paolo e quindi così. Queste è un po' le cose di cui ci stiamo occupando. Quindi, torno a dirvi, stiamo lavorando molto sul piano industriale perché ovviamente i prossimi 4 anni saranno importantissimi per consolidare tutto il percorso che abbiamo fatto di cambiamento di Insiel, di trasformazione di Insiel da software house a service provider, ad azienda che eroga servizi a tutti gli enti locali, alla sanità
e alla regione del Friuli Venezia Giulia, e il piano industriale nuovo va ancora di più verso una, diciamo, un'azienda di servizi sempre più integrata, sempre più di supporto al sistema regionale, sempre più nella speranza che possa diventare proprio un catalizzatore di innovazione, e quindi stiamo scrivendo il documento che dovrebbe essere presentato e diciamo approvato dalla giunta regionale verso fine ottobre. Quindi una volta che è approvato poi possiamo un po' raccontare meglio quali saranno le modifiche, insomma. Questo è quanto. Quindi un periodo abbastanza intenso. Abbastanza intenso. Niente, non mi resta che salutarvi, abbiamo provato a vedere come funzionano le dirette. Vi saluto e ci vediamo presto. Ciao.